Amici bellini, scaldiamo la voce, bentornati nello studio, perché sei sempre un po' abbronzato, 2 giorni in barca praticamente. E riprendiamo le fila del discorso, perché i ragazzi, parte della squadra, si è ritrovata a Castelvolturno. Osimhen ha lanciato il certificato medico, come detto praticamente nei video precedenti, e altre cose insomma di cui dobbiamo parlare, un accenno qua, un accenno là, la maglia, la finale dei mondiali, un po' tutto. Cominciamo. Allora, è il momento di aggiornare anche le liste, perché abbiamo risolto almeno uno dei dubbi per quanto riguarda i portieri. Abbiamo visto Contini e abbiamo visto Turi. Moreno M, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Quanto siete carini quando vi guardate i contenuti anche da fuori, per chi chiama da fuori Roma, insomma. Dai, ci sono aggiornamenti, le banche, dobbiamo ancora aspettare le banche. Io quello che sto leggendo su Osimhen mi sembra un po' forzato. Io non posso credere che poi ci dicono veramente la qualunque. Però se le ultime notizie vogliono un'offerta da parte del Galatasaray che è di 40 adesso e 35 nella prossima tranche nell'anno successivo, io non penso sia possibile che De Laurentiis rifiuti questo tipo di offerta. Ci deve essere qualcosa che noi nel profondo non sappiamo, e ne stavamo parlando insomma con gli amici sul gruppo Telegram, perché è impossibile che una cosa del genere ti risolve un problema, ti può portare anche alla possibilità, per quanto mi riguarda, di affondare Nunez invece di buttarti su Lucca, per quanto Lucca, spinto da Sky, in questo momento Sky dice ma non è assolutamente fatto, sono 2 settimane che ci state dicendo che Lucca è praticamente alle firme, invece no, attenzione, l'inserimento del Milan e dell'Atalanta. Insomma, tiriamo le fila, spostandoci sulle nostre liste, dove aggiungiamo uno Sgarbi che è presente. Questa qua la lasciamo così, insomma, visite mediche per Beukema e Leng. Ci sono anche novità per quanto riguarda Ndoye, quindi aspettiamo. Il discorso portiere, non ci volevo cliccare, però il discorso portiere può essere interessante in questo momento. Pedulà spinge, torna su Milinkovic-Savic, che poi era stato, che non era una notizia di quegli altri che tu dici che ti addormenti, no? Però ad oggi il Napoli firma anche Ferrante, che era quell'altro, non mi ricordo da dove era uscita. Quindi ecco, su Ferrante si aggiunge a Turi, si aggiunge a Contini, si aggiunge a Meret. Ferrante e Turi rappresenterebbero under, quindi che non ti occupano le liste. Devi solo ragionare sul fatto che poi per quanto riguarda la lista Champions League, non lo so, che devi avere 2 portieri sicuri, e potrebbero essere Meret e Contini. Poi gli under non c'è problema, anche se non stanno giocando con te da troppo tempo, perché Ferrante lo stai prendendo adesso, però lì c'è sempre la possibilità con i portieri dell'eccezione, ma la studieremo meglio, così come Rao, che è quest'altro acquisto insomma dei giovani. E presenti a Castelvolturno possiamo aprire la line-up e li mettiamo in formazione così, con Contini, Turi dall'altra parte che prende tiri a ripetizione, no, non stanno facendo partitelle, Mazzocchi, Marianucci, buongiorno, Baretin, l'ho messo terzino sinistro perché nel bar ha giocato terzino, Caiuste ce lo siamo ritrovati là, Foloruncio, Asa, Zerbin, Vergara, Lindstrom, Khedira, Shedira e Sgarbi. Questi sono quelli presenti che il Napoli ci dice con un comunicato, e ci aggiunge Victor Osimhen ha presentato un certificato medico. Ecco, questo vuol dire... Io sono sincero, se voi andate a messa e il prete ha detto l'omelia e dopo l'omelia voi ancora non siete arrivati, non ha un senso andarci. Un certificato medico. Ecco, questo vuol dire che tu stai sottolineando che lui è andato a Tuzzo. Ricordate la storia del certificato medico l'anno scorso con Koop Miners, che poi alla fine l'Atalanta mantiene il punto sul prezzo che voleva dalla Juventus, e lui si mette praticamente a Tuzzo con la società, e poi tutto è bene quel che finisce bene, perché poi lo vendono anche molto bene con grandi spese. Secondo me Koop Miners altre offerte, a differenza di Osimhen, le aveva
compreso il Napoli, che secondo me era interessato, ma a quei prezzi là non si poteva competere, e quindi è una sorta, anche a livello comunicativo, insomma, ce lo danno in pasto questo argomento, perché al primo giorno non abbiamo visto gli altri, non abbiamo visto i De Bruyne, non abbiamo visto i McTominay, Lukaku, eccetera eccetera, però ci aspettavamo Osimhen, cioè abbiamo convocato Osimhen e lui non si presenta per la convocazione. È chiaro che siamo in una fase di imbarazzi, che per me meglio così, perché poi vederlo insieme agli altri, ai nuovi arrivati, che tipo di rapporto devi instaurare, io non me lo auguro proprio di vederlo lavorare con gli altri, magari isolato. È una situazione noiosa nel senso annoying, fastidiosa, annoiosa. Dopodiché, per quanto riguarda gli esterni, Ndoye, il Bologna ci ha tenuto a far sapere che Bergkamp aveva chiesto la cessione al Napoli, mentre Ndoye no, e quindi non c'è problema, lo aspettiamo, eccetera eccetera. La cosa potrebbe tradursi in: ci dovete dare tutti i soldi che volete, che vogliamo, che servono. Però lo stesso Sky dice che il Bologna sta lavorando per Wesley Gassova, giocatore brasiliano, potrebbe andare a sostituire Ndoye. Non lo so se è così. Ovviamente da questi lidi parte sempre la convinzione che se ti chiedono troppo, andiamo a capire quanto ci costerebbe un USA che non ti occupa nemmeno le liste, perché è under che esce dal fuoco. Ripeto, a me Ndoye piace, però deve essere un'operazione anche economicamente logica, perché riempire le casse del Bologna con 70 milioni mi sembra un po' un'esagerazione. Ma non dobbiamo fare i conti in tasca. Se De Laurentiis sicuramente se lo può permettere, il Napoli, non De Laurentiis, non Conte, il Napoli si può permettere delle spese. Mi dispiacerebbe che se poi facciamo queste spese qua andiamo a rinunciare ad un Darwin Núñez che ci fanno sapere che vorrebbe venire, che sta aspettando a noi, e il Napoli non affonda. Questa è la cosa mia, cioè se tu ti porti appresso questa situazione di Osimhen e non accetti le due tranche, se poi questo, sempre il se questo significa affondare su Lucca e non su Núñez, mi piglia collera, onestamente. C'è questa possibilità di avere uno che puoi affiancare a Lukaku, che magari lo può anche scavalcare nelle gerarchie, di uno spessore internazionale, che può riprendersi, può dare una grande svolta alla sua carriera, e un domani ha quel peso specifico di essere la punta titolare del Napoli. Lucca deve esploderci in casa, quindi aspettiamo di capire meglio. Decisamente interessante, ma le notizie che interessano a noi sono più queste qua. È un Bianchini che non è una novità, è stato con noi per tanti anni e sta scalando le gerarchie. Adesso nominato direttore generale dell'area business del Napoli, lo spiegano insomma con un comunicato un po', insomma, intendendosi per area business la zona sottomenzionata di sua competenza, quindi andiamo sotto. Bianchini riporterà direttamente al presidente De Laurentiis e alla D Andrea Chiavelli, avrà diretta responsabilità dell'area marketing, commerciale, merchandising e stadium innovation, che dovrà generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso. Qui immaginiamo insomma quello che ti puoi comprare allo stadio a livello di merchandise, e credo che se fa parte dell'area marketing commerciale è lui che io devo contattare per dire: mandami una maglia che la indosso a Times Square alle 19:26 un giorno quando voi deciderete di fare. Io onestamente aspetto, non mi devo riferire nemmeno più a Valentina, perché Valentina è quella che dietro le quinte disegna e poi propone così, ma è a Bianchini che ci dobbiamo rivolgere. Se lo conoscete mettetemi in contatto, non c'è problema, sapete dove trovare, in maniera assolutamente gratuita, caro Tommaso, non chiedo compensi per il Napoli. Andiamo a vedere pure un po' i dettagli di questa maglia. Allora, il fatto che sembra quasi un gatto qua, quando al centro del petto del torace. Vabbè, comunque mi sfizia il logo così pieno, ripeto quello che ci siamo accennati ieri, poi sono dovuto scappare a prendere il traghetto. Già vista indossata, bella, devo dire bella, la rende bella il fatto che sia Coca-Cola. C'è questo effetto Iron Man alle spalle, però non è in petto,
l'effetto Iron Man. Secondo me va bene, cambia poco la maglia, diciamo, credo dei collaboratori tecnici, degli allenatori, resta sempre in grigio con questo rosso Coca-Cola, ma spiccano questo nuovo modo di presentare il logo e sono sempre curioso di capire se poi anche nella maglia, che vedremo a breve, tra pochissimi giorni, forse ore, a poche ore prima del ritrovo di tutti a Di Maro, ovviamente anche lo smanicato, che si chiama De Bruyne, perché c'è De Bruyne. Sono comparsi anche dei giubbotti, non male, bello questo qua. C'è sta questo tema di queste strisce oblique, insomma mi sa che diventeremo più poveri anche quest'anno, perché questa roba si fa comprare, si compra. Insomma io sto così in attesa quando vedo il fatto, in attesa delle banche, dei certificati medici e della risoluzione di questa storia che non finisce più, sperando che il Galatasaray non si scocci e non si tiri sembra quasi che sai poco. Allora si tiri indietro, perché a quel punto veramente non sai, così non si convince. Nel momento in cui fai conto il Galatasaray ha tirato troppo la corda, dice basta, ci siamo scocciati, questi soldi li spendiamo da qualche altra parte, anche questi soldi che non esistono con le garanzie della banca li spendiamo da un'altra parte. Osimhen non si convince di andare all'Al-Hilal, lo devi pagare per forza. Il certificato, le domande che mi faccio, il certificato medico può permettere al Napoli poi di intervenire e di dire questo è un certificato falso, quindi io non ti pago lo stipendio? Sei convinto di perdere il possibile incasso di 40 o 35 adesso, in vista di un principio che poi non ti può portare l'anno prossimo non lo puoi dare in prestito di nuovo, se poi arriviamo a settembre con la stessa situazione dell'anno scorso, anche perché poi nel 2026 lui va in scadenza e è stata buona, e sappiamo di avere un'opzione per rinnovarlo un altro anno, ma aumenterebbe lo stipendio a 15 milioni e non credo che il Napoli sarebbe una follia, proprio il suicidio arachidi totale. Quindi io sto così, in attesa della risoluzione e in attesa del poter reinvestire quei soldi in una punta importante che si affianchi a Lukaku e che ci permetta anche di avere anche nuove soluzioni tattiche, non solo essere il vice Lukaku, anche la possibilità ogni tanto di giocare a due punte, un trequartista dietro le due punte, oppure se devi sconvolgere la squadra lo puoi fare. Mi entusiasma questa possibilità, ma sta bella Mazzocchi. Insomma, Noah Lang è atterrato, quindi visite mediche domani, dopodomani, insomma a breve sapremo anche di questo. E dai, non si parla di centrocampisti, io lo tengo presente questa situazione qua, e sarà molto interessante cominciare a vedere gli allenamenti, le esercitazioni, per capire dove lo immagini De Bruyne, perché questo è un tema che volevo introdurre più in là, ma che lo cominciamo ad accennare per gli eroi che arrivano a fine video e lasciano i like adesso. Io immagino che un De Bruyne sia un titolare inamovibile se sta bene fisicamente, però sappiamo che in passato anche Conte a volte, ricordiamo il caso Eriksen che giocava e non giocava, eccetera eccetera, quindi lo scalzare un trio di centrocampo come McTominay, Lobotka e Anguissa non è automatico anche di fronte alla presenza di un giocatore come De Bruyne. Ecco perché io cercavo di immaginarmelo sotto alla punta, con la presenza di quei tre centrocampisti che ti garantiscono il filtro, ti garantiscono la lotta a centrocampo, la corsa che devono avere i centrocampisti di corsa. Quindi vediamo come l'hai in mente, e sotto il punto di vista delle innovazioni tattiche io mi fido, perché ci ha fatto vedere cose nuove praticamente ad ogni partita. Però ci sarà molto meno tempo per lavorare durante la settimana, non c'è la settimana tipo, e non voglio uscire dalla Champions per concentrarmi sul campionato, assolutamente no, voglio farmi tutte le partite possibili e immaginabili, ed ecco perché è giusto consegnare una squadra a Conte il più presto possibile, il più vicino possibile alla squadra definitiva, proprio per preparare una stagione proprio bellissima, una stagione straordinaria, strapiena di impegni, dove ci divertiremo moltissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. I like finali, Lang, grazie, perché poi hanno l'indiscrezione è che la prima maglia sarà azzurra con lo scudetto sopra. Come Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi.
sopra